Torniamo a parlare con gli amici della Guardia Costiera. Oggi è mercoledì e quindi torniamo a salutare il tenente di vascello Roberto Cubeddu, che buongiorno e ben è qui trovato con noi. Buongiorno a voi. Bentornato. Allora, grazie dell'invito. Grazie a voi per aver accettato ancora una volta e per supportare ancora anche in questa prossima stagione estiva 2015 tanti telespettatori che grazie ad Avviso ai Naviganti insomma, possono anche avere molte informazioni su quello che è il modo in cui ci si deve comportare e il mare in Sardegna in generale. Questo appuntamento che il sabato va in onda su Sardegna 1, ma noi ci freggiamo di avere queste pillole, insomma, di questi piccoli momenti, mezz'orette dove poter approfondire e cercare di dare qualche consiglio. Allora, la stagione è alle porte e dal 1° maggio al 31 ottobre diciamo partono i controlli sulla balneazione. Sì, possiamo dire che la stagione balneare da tutti i punti di vista è già partita, sia da un punto di vista meteorologico, come ormai vediamo, le temperature sono già... nel Poete era pieno. Sì, quindi sia dal punto di vista meteorologico e poi anche da un punto di vista nostro dei controlli, perché il 1° maggio entriamo proprio nel vivo della stagione balneare. Anche se il weekend piove, ve lo dico. Sì, così abbiamo sentito dai meteorologi. Comunque appunto iniziano tutta una serie di controlli finalizzati al sereno svolgimento delle attività balneari sia sulle spiagge sia nelle zone limitrofe alle spiagge, quindi riservate alla balneazione, di massima parliamo della fascia dei 200 metri, e sia poi invece per la sicurezza nell'utilizzo delle unità da diporto. Partendo dagli stabilimenti balneari, cosa devono rispettare ovviamente gli operatori dei tanti chioschi e stabilimenti? In realtà forse lo stabilimento noi lo intendiamo quello grosso in muratura tipo quelli dell'esercito, della polizia e dei carabinieri, però c'è anche il chiosco che offre sdraio e ombrelloni, no? Insomma. Certamente, noi diciamo che consideriamo come stabilimento balneare qualsiasi concessionario demaniale marittimo, cioè titolare di una concessione che consenta al concessionario appunto di occupare una zona di spiaggia, di demanio marittimo, per installarvi delle attrezzature balneari e poi fornirle all'utente per l'uso balneare. Quindi partiamo sia da stabilimenti più strutturati, magari in muratura, oppure anche si parla di chioschi in generale che hanno sdraio, lettino e così via. Quelli dei quali si è parlato tanto, monta, smonta. Sì, forse adesso siamo arrivati al monta e rimani lì. Finalmente l'assetto, a parte l'Emerson che ha perso la causa a livello europeo, che aveva appunto fatto questo tipo di operazione, adesso dovrà probabilmente il riflesso ne seguite anche voi questa evoluzione urbanistica? Sì, assolutamente, chiaramente lì parliamo di aspetti di polizia marittima, cioè di controllo per eventuali... È una branca però della vostra, no? Assolutamente sì. Ma voi cosa fate? Andate lì, prendete le misure di quanto possono prendersi come spazio, dove devono mettere credo che come polizia sia preventivamente che da un punto di vista invece poi repressivo nel caso di rilievo di violazioni. Uno dei controlli precipui è proprio quello del rispetto delle aree che sono titolate ad occupare i concessionari demaniali marittimi, quindi andiamo proprio con muniti di rolette metriche, di attrezzature di questo tipo. Sanzionate, denunciate in caso allora, se in casi estremi chiaramente si procede anche a denuncia all'autorità giudiziaria, assolutamente, e al sequestro delle attrezzature. Si possa partire magari con l'avvertimento: guarda che qua sei fuori di qualcosa, rimettiti a posto, oppure non esiste questa... Dipende chiaramente dai casi, però è evidente che laddove ci fosse una violazione chiara e lampante è obbligatorio procedere. Una volta che voi fate la segnalazione, quindi prendete atto di una situazione, non potete chiudere un occhio come questo, non possono tornare indietro, in linea di se massima poi riporti la violazione tutto, fai un verbale, no. è chiaro è omissione di atto d'ufficio. No, certo, ma io pensavo, siccome allora in Italia è così, all'estero leggevo che alcune volte in alcuni momenti o circostanze, non parlo forse della polizia marittima, ma parlo della polizia in generale, magari alla prima, o dei controlli anche della finanza, alla prima ti dicono: guarda che così, se non ti metti a posto entro una settimana, un mese, torniamo. Allora a quel punto non c'è più altra scusa. Allora possiamo dire che sicuramente lo scopo principale delle attività di controllo, in particolare per quanto riguarda la balneazione e l'attività balneare in genere,
è uno scopo preventivo prima ancora che repressivo, quindi a livello preventivo anche le regole di cui stiamo parlando oggi sono chiaramente improntate a far sì che il cittadino, l'utente balneare, il concessionario, i bagnini, un pochino tutti gli utenti del mare in senso lato si autoregolamentino, prendano consapevolezza di quelle che sono le norme da rispettare e non si arrivi, si debba evitare in linea di massima di arrivare alla sanzione. La sanzione, io dico sempre, è in qualche modo il fallimento del sistema, cioè significa che come estrema ratio siamo dovuti arrivare quello che diceva il carissimo amico Matteo, che io condivido, poi grazie carissimo amico Mameli, perché io condivido, è acculturare l'educazione, cioè in termini informali, non guasta prima di andare a sanzionare, in modo che il cittadino possa vivere come in termini seri il problema. Lo fate anche voi? Sì, lo fanno sicuramente, però più che altro è per proprio cercare il più possibile, anche se poi i furbi sono sempre furbi o pensano di essere tali, saranno sanzionati. La linea di confine tra il furbo e il cretino è molto leggera, molto labile, però per far sì che il concetto della forza dell'ordine in qualunque caso e di qualunque branca o arma si parli sia proprio quello del io vengo da te, certo che ti controllo, però prima di arrivare, come dicevi tu Roberto, alla sanzione o comunque alla repressione, questi messaggi, io ti dico guarda che qui sei fuori di qualcosa o hai sbagliato qualcosa, rimettiti in ordine e torno, quando torno se trovo. Vediamo un fatto questo secondo me possiamo dire di grande sensibilità, perché così uno proprio la vive come la vicinanza della forza dell'ordine. Noi in tal senso abbiamo appunto dal 1° maggio, ma poi con un'implementazione graduale a seconda del periodo balneare, quindi da giugno in poi la nostra operazione denominata Mare Sicuro, che ormai va avanti da svariati anni, è improntata proprio a questo, cioè abbiamo delle pattuglie che in qualche modo scandagliano tutto il litorale di nostra competenza. Teniamo conto che la direzione marittima di Cagliari va da Capo Montesanto, quindi a nord di Arbatax, fino a nord di Porto Scuso, a Capo Pecora, e tutto questo territorio viene scandagliato in modo tale che le nostre pattuglie informino, controllino e poi chiaramente in taluni casi ci sia anche la fase sanzionatoria. Gli stabilimenti ma anche le spiagge libere. Assolutamente. Infatti in tal senso bisogna sensibilizzare sempre anche il bagnante libero, perché laddove non ci sia un servizio di salvamento strutturato, quindi fornito o dallo stabilimento balneare o dai comuni che talvolta lo fanno a seconda delle risorse a loro disposizione, chiaramente il bagnante deve sapere quelli che sono i rischi che corre con una balneazione, specialmente a seconda della tipologia di acqua, a seconda della tipologia delle condizioni meteomarine che in quel momento imperversano nel luogo, per evitare di incorrere poi in emergenze in mare che poi sappiamo bene possono creare problemi di sicurezza importanti. Non sbaglio, a proposito di spiagge, è proprio notizia di ieri che altre 5 spiagge in Sardegna abbiano ricevuto la bandiera blu. E per il 5° anno di fila Mare Vintau, che è una delle zone, insomma, una delle belline, andando verso Villa Simius appena prima di Cale Moru, credo sia. Il mare è stupendo, la frequentano quella spiaggia anche se la maggior parte è sassi, perché non c'è sabbia in quel punto. Quello è un punto di particolare pregio naturalistico che presenta non per niente il nome Mare Vintau, ha dei colori effettivamente passando ogni volta con la macchina è da svenimento proprio. Quali sono le zone più critiche in questo campo in Sardegna? Allora dobbiamo dire che al di là di diciamo che al di là di senza criminalizzare nessuno, ci mancherebbe, è per oggettivare una realtà. Allora, al di là dei riconoscimenti, le bandiere blu e così via, possiamo dire che la Sardegna gode di un ambiente che è privilegiato, di una qualità dell'ambiente che è privilegiato rispetto ad altre località. Chiaramente le aree ad elevata industrializzazione, quali per esempio quella di San Roque, risentono evidentemente fisiologicamente non ho mai capito come facciano, ma io ogni tanto passando di lì vedo gente che fa il bagno da quelle parti, dico, ma come con tutte le spiagge belle che abbiamo, a parte chi va a pescare, Roberto, attenzione, io
parlando con Capite, ma l'acqua è marrone. Ho avuto modo di parlare con la struttura comunale di Capoterra, perché fanno capo a Capoterra. Le acque sono ultra controllate, mi hanno detto, e quindi ma dal punto di vista della scelta del luogo, tieni presente, ce ne sono 3.000 miliardi più belli, la SARS, meravigliosi. da me, ma per l'esperienza che ho, sai che ne ho avuto tante in questo campo, bisogna dare atto alla SARS che investe molto per tenere sotto controllo. Io parlo del per tratto, quanto è sempre un'industria, e l'industria è chiaro che non fa crisantemi o altri fiori, l'industria fa petrolio. Del tratto di strada che va della 195 ovviamente tra Cagliari e Capoterra, perché poi a Capoterra c'era una spiaggia più grande prima, che anche Figliolo, carina, c'erano le famose colonie Cagliari. Va bene, allora facciamo una cosa, ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi torniamo e ci sono tanti altri aspetti che ovviamente dobbiamo andare a prendere in esame, a partire da chi governa e tiene sicure le spiagge, i famosi bagnini che in questi ultimi anni non si capisce più dove siano, quanti siano e che poteri abbiano, e soprattutto quanto li fanno lavorare a fronte del niente alle volte. Vabbè, noi abbiamo avuto dei contenziosi. Ne parliamo tra poco, dai, a tra poco, state lì. Tornando invece al tenente di vascello Roberto Cubedo e alla Guardia Costiera che è qui questa mattina con noi, ancora una volta parlavamo appunto di controlli per la stagione estiva che è appena cominciata, quella 2015, controlli balneari partendo dagli stabilimenti, dalle spiagge libere, il bagnino, ma che figura ha? Ecco, è una figura giuridica ancora oggi. Sì, la figura del bagnino, più propriamente chiamato assistente, assistente ai bagnanti, assistente di salvataggio, è una figura che sta crescendo di anno in anno e per noi è preziosissima, poiché in qualche modo per noi rappresenta una longa manus, un occhio sul campo, poiché il territorio è vastissimo e sarebbe in qualche modo... Questo dovrebbero capirlo meglio i comuni? Diciamo che i comuni stanno facendo un grande sforzo, dobbiamo riconoscere alla maggior parte dei comuni un grande sforzo in tal senso, specialmente con le limitatezze di risorse che un pochino un po' tutte le amministrazioni pubbliche hanno. Comunque stanno continuando riescono a fornire in qualche modo questo tipo di servizio. Che fanno loro un appalto, il comune come fanno? Dipende da comune a comune, però in linea di massima sì, si tratta ovviamente di gare ad evidenza pubblica per poi assegnare tale servizio. Ecco, dicevo, la figura del bagnino, dell'assistente ai bagnanti per noi è preziosissimo perché innanzitutto riesce a fornire un intervento immediato nel caso di persone che rischiano l'annegamento, quindi un intervento che non consente di dilazionare i tempi o l'arrivo di mezzi più importanti, e poi chiaramente anche la notizia che viene fornita poi a noi, al nostro numero di emergenza in mare 1530 o alle nostre sale operative direttamente, arriva con una notizia qualificata che quindi previa formazione, superamento di un esame da parte di una commissione, quindi abbiamo sicuramente delle figure che ci danno una notizia più qualificata, più scevra da emozioni rispetto a quella dell'uomo della strada classica. Intervenire in prima battuta, poi ovviamente chiaramente ci vuole l'intervento, anche dipende da che cosa, del resto dei professionisti della Guardia Costiera. Una volta negli anni 60 il bagnino era l'assistente alle bagnanti, perché era la figura proprio che faceva innamorare assolutamente il fisico mastodontico. Erano anche bei ragazzi, lo studente ancora oggi gli studenti o forse i militari fanno più questa cosa? Beh, diciamo che adesso ormai c'è stata un'estensione, troviamo anche parecchie ragazze, parecchi bagnini di sesso femminile che eseguono in maniera esemplare il loro lavoro. Però dico, una volta erano magari gli studenti proprio, adesso io so che qualche volta i bagnini lo fanno proprio anche gli stessi militari dell'esercito, che ne so, nello stabilimento dell'esercito. Certo, negli stabilimenti delle forze armate sicuramente abbiamo personale nostro, sia la Marina, Esercito, Aeronautica, addestrata Carabinieri, eccetera. Sì, sicuramente sono abilitati. I bagnini come sono? Anche loro fanno dei corsi o si inventano così? No, diciamo che corsi ben definiti. Sì, la figura del bagnino è ben definita a livello nazionale.
nazionale. La salvaguardia della vita. L'abbiamo sicuramente 6 ore e un quarto, lei doveva detto 18 volte che è prezioso. Devono superare un esame l'esame viene sostenuto davanti a una commissione presieduta da un ufficiale delle Capitanerie di Porto e quindi con un programma riconosciuto a livello ministeriale, quindi a livello centrale, e quindi lo standard è assolutamente di buon livello. Abbiamo 2 minuti buoni per capire quali sono le principali infrazioni che si fanno in periodo estivo a bordo di una barca, piuttosto che anche il bagnante che si spinge a nuotare un po' oltre i limiti, per dare un po' di anche in questo caso informazione utile per cercare di tenere sotto controllo. Tutto è difficile, però almeno sotto quella che è la lente di ingrandimento della Guardia Costiera sì. Allora, le infrazioni che più di frequente noi riscontriamo nel periodo balneare sono chiaramente legate alla balneazione in senso stretto. Sappiamo che la fascia riservata alla balneazione è di 200 metri dalle coste sabbiose, quindi dalle spiagge, e 100 metri dalle coste a picco. Ecco, questa fascia noi la riteniamo in qualche modo intoccabile, sacra, perché il bagnante in questa zona si può ritenere relativamente sicuro, seppure deve mantenere un elevato grado di prudenza. Quindi una delle infrazioni più classiche è quella del piccolo natante o dell'imbarcazione da diporto che dà fondo, cioè getta l'ancora all'interno di tale fascia di rispetto. Chiaramente in questo caso, oltre all'invito immediato all'allontanamento, possono scattare anche delle sanzioni amministrative. Certo. Sicuramente gli stabilimenti balneari vengono controllati con grande attenzione, perché sono tenuti ad avere al loro interno, oltre che il servizio di salvamento, appunto con un bagnino o più di un bagnino a seconda dell'ampiezza dello stabilimento stesso. Il bagnino deve essere dedicato a tale attività e non impiegato in attività di tipo commerciale, ombrelloni, sdraio e quant'altro. Chi ha la barca, la documentazione di bordo che deve necessariamente portarsi dietro qual è? Allora, le unità da diporto, in particolare natanti e imbarcazioni, cioè fino a 10 metri per i natanti, fino a 24 per le imbarcazioni da diporto, devono avere sicuramente le dotazioni di sicurezza in relazione alla distanza dalla costa, quindi più si va lontano dalla costa e più le dotazioni di sicurezza diventano in qualche modo importanti numericamente e qualitativamente. Da un punto di vista della documentazione, sicuramente documento relativo alla potenza del motore, assicurazione, e poi a seconda appunto della grandezza dell'unità il certificato di sicurezza che ci dà la certezza che l'imbarcazione strutturalmente rispetta gli standard. Ho capito. Allora, sono tante le cose che si possono raccontare e suggerire, e ovviamente che la Guardia Costiera fa come lavoro quotidiano per cercare di evitare qualunque tipo di problema in mare e sulle spiagge. Ci ritroveremo sicuramente con Roberto Cubedo anche nel proseguo della stagione per continuare questo discorso e per approfondirne anche degli altri. Per il momento grazie davvero. Grazie a voi dell'invito e dell'opportunità. Il 15:30, se poi ci sono problemi di qualunque natura al di là del chiacchierare noi, è il numero da contattare, quindi fatelo se avete bisogno, perché gli amici della Guardia Costiera sono lì a tendervi una mano. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. I due della Bitacolo, pubblicità e poi si torna, seconda ora.